La piccola è nata domenica a Borso del Grappa alle prime ore del mattino con un parto in casa come desiderio espresso dalla famiglia. Nell'abitazione ad aiutare la mamma due ostetriche sulla cui posizione sono ora in corso accertamenti e che non risultano appartenere al personale del servizio sanitario pubblico. Poco dopo la piccola ha accusato delle difficoltà respiratorie. Immediata la chiamata al 118, sul posto in una manciata di minuti è intervenuta l'ambulanza di Pedemontana Emergenza. Le condizioni mi riferiscono che fosse in difficoltà respiratoria con del sangue alla bocca, adesso io non c'ero quindi non ho bene idea di come fosse la situazione, so che è stato fatto, ho avuto modo di leggere il verbale eccetera, quindi è stato fatto tutto il possibile, è stata stimolata, aveva ripreso il respiro, è stata aspirata, assistita con ossigeno, quindi tutto quello che c'era da fare e attivato l'elisoccorso come da prassi. La piccola è stata subito assistita dai sanitari dell'elisoccorso che l'hanno trasportata assieme alla mamma in ospedale. I nostri professionisti, quindi il SUEM, sono arrivati, la situazione era già difficilissima, comunque la bambina è stata presa in consegna dai nostri e hanno fatto qualsiasi tipo di tentativo, però la situazione era già difficile. Comunque ecco, la vicinanza alla famiglia e il dispiacere profondo che abbiamo, ecco, per questa morte di questo minore è chiaro che è grande. Le condizioni della bambina, che presentava uno shock emorragico, sono precipitate quasi subito. Alle 9:36 è stata ricoverata in rianimazione neonatale ed è morta alle 11:15. Dall'ULSS sono partite 2 segnalazioni. Una segnalazione all'ordine delle professioniste, delle ostetriche, perché anche l'ordine deve valutare ovviamente un iter e naturalmente abbiamo fatto Treviso in procura e poi sarà il magistrato che decide. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti ed ha disposto l'autopsia sulla bimba per accertare le cause della morte. L'ipotesi più probabile di reato potrebbe essere quella di omicidio colposo. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno identificato le ostetriche in casa al momento del parto. Cosa sia accaduto lo dovranno stabilire gli accertamenti disposti dalla procura. Il parto in casa, dice il direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, non è vietato, ma è sempre meglio recarsi nei presidi ospedalieri. È chiaro che partorire in ospedale dà la garanzia che, caso dovesse succedere un problema, là ci sono i medici, c'è la rianimazione, c'è l'anestesia e quindi c'è la sicurezza, ecco, di essere, come dire, soccorsi subito in caso di difficoltà.